inquinamento provocato dal fumo. Arrivano i primi 56.000 euro per la rotatoria di Montebello sulla regionale 11, cantiere entro l'estate. Per il comune di Montebello si tratta di un'opera prioritaria. La rotatoria andrà a sanare un incrocio pericoloso dove si innestano sulla regionale 11 la strada provinciale, la Favorita, a sud, e a nord la strada comunale. È dunque uno snodo maledetto che ha già mietuto vittime. Per questo la giunta di Palazzo Balbi stanzia 56.000 euro per il progetto esecutivo, risorse individuate nel bilancio 2013, precisa Costantino Toniolo, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale. Toniolo conteggia però ben altre cifre. Per realizzare la rotatoria ci sarà da spendere 1 milione di euro e infatti nel piano integrativo approvato dalla Giunta è previsto uno stanziamento di 1.100.000 euro, mentre l'importo complessivo dei lavori sarà di 1.264.000 euro. Le risorse saranno tutte reperite, assicura Toniolo. Ora gli enti interessati devono siglare l'accordo di programma. Passo successivo, gli espropri. Poi Veneto Strade partirà con i lavori. Cantiere entro l'estate.